Un decollo andato storto, un volo brevissimo, una manciata di secondi, poi lo schianto violento contro un'abitazione. Non c'è stato nulla da fare ieri nel tardo pomeriggio a San Stino di Livenza per un 54enne residente a Fontana Fredda nel Pordenonese, Enos Gaiga, imprenditore del volo dal momento che realizzava e gestiva piccoli velivoli. Fatale gli è stato il deltaplano che un amico voleva fargli testare. L'incidente è poco dopo le 18, non lontano dall'aviosuperficie Parco Livenza di via Fosson, da dove era partito. Sul posto sono arrivati alla spicciolata i responsabili del campo di volo, gli amici di Gaiga e il fratello Virgilio, che non ha voluto farsi riprendere in volto, ma ci ha raccontato di come il volo fosse per Enos la sua vita. Era la vita di 30 anni, faceva anche il produttore di piccoli ultraleggeri che volavano in acqua, sì, potevano atterrare in acqua e come tutte le cose anche un po' pericolose porta a queste disgrazie in parte. Poi saranno le autorità, le cose a spiegarci cosa è successo. Sul posto, oltre a SUEM e Vigili del Fuoco, i carabinieri, a cui spetta ora riferire l'esito dei rilievi alla Procura della Repubblica di Venezia, rilievi supportati anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'aviosuperficie. Non è escluso che a causare la caduta sia stato un guasto al motore. Il 54enne, riferisce il fratello, era un esperto di volo sportivo, deteneva il brevetto di un particolare deltaplano in grado di decollare direttamente dai corsi d'acqua, la cosiddetta barca che vola, con cui aveva avuto successo anche all'estero. E poi era sempre molto attento, quelle poche volte che io lo accompagnavo alle varie piste o quando volava con i suoi aerei, era una persona sempre che faceva, almeno faceva sempre i controlli, se vedeva qualcosa che non andava, non partiva, insomma, era uno con la testa sulle spalle.